Adesso vi presenterò una cantante che fece notizia quando arrivò a Sanremo la prima volta, perché pensate, era una campionessa di pallacanestro ed era la prima volta che un atleta partecipava a un festival, ma un atleta dotato di un'ottima voce naturalmente. Oltretutto veniva anche dalla Sardegna e la Sardegna aveva fornito pochi cantanti fino a quel momento. Signori, si tratta di Marisa Sannia. Eccola qua, Marisa Sannia. Vedete, quando si è atleti, anche se sono passati alcuni anni in grandissima forma. Brava Marisa, giochi ancora a pallacanestro? Magari. Fai qualche altro sport, probabilmente? No, Niente? non sono rimasta una sportiva, No. devo Che cosa dire. fai adesso? Vivi ancora in Sardegna? Vivo metà in Sardegna e metà a Roma. E metà a Roma? Sì. Senti, io mi ricordo che quando tu hai partecipato al festival, mi pare, cosa eri arrivata con la tua canzone Casa Ero Bianca? arrivata seconda. Ecco, seconda, e pensate, siccome era molto inesperta, era una ragazzina, quando cantò la sua canzone disse: ma tanto cosa vuoi che diano un premio a me? E se ne andò in albergo, vero? È vero, sì. Ecco. No, ma anche perché non credevo che le canzoni si dovessero ripetere al finale, quindi ero andata a dormire. Era andata a dormire, tranquillamente. pensate che abbiamo dovuto di corsa andarla a cercare, farla rivestire e tornare in teatro per cantare questa canzone che era arrivata seconda e fu certamente una grande soddisfazione. Adesso ascolteremo questo motivo di La Valle Don Bachi intitolato Casa Bianca, canta Marisa Sannia. Bianca che mai più io scorderò, mi rimane dentro il cuore la mia gioventù. Era tanto tempo fa. Sanno che cos'è quella casa bianca che non vorrebbero lasciare, è la loro gioventù che mai più ritornerà. Casa bianca